deputata regionale di Diventerà Bellissima Giusy Savarino interviene a seguito dell'annullamento della Sagra del Mandorlinfiore ad Agrigento e afferma: la Sagra del Mandorlinfiore, festival internazionale del folklore che ogni anno richiama milioni di turisti ad Agrigento, è stata annullata a causa del coronavirus, recando un enorme danno a tutte le attività produttive della provincia di Agrigento. Il governo nazionale non può restare inerte davanti alle difficoltà degli imprenditori agrigentini colpiti dagli effetti del coronavirus. Ne ho parlato con il presidente Musumeci e, forte del suo sostegno, chiedo al governo nazionale di intervenire con decreto per sostenere non solo gli imprenditori veneti e lombardi, ma anche quelli agrigentini che stanno subendo gli effetti negativi di questa grave emergenza al pari dei veneti e dei lombardi. E adesso ascoltiamo in proposito la stessa Giusy Savarino. È stata annullata la festa del Mandorlinfiore, che è un evento internazionale che ha sempre portato ad Agrigento un flusso turistico importante. Si capisce la prudenza in un momento emergenziale sanitario come questo, ma si capisce anche che gli agrigentini stanno subendo un danno economico enorme. Ecco perché stamattina ho parlato con il presidente Musumeci, che proprio in queste ore è impegnato nell'unità di crisi sul coronavirus, e ho chiesto a lui di fare presente sul tavolo nazionale che anche le imprese agrigentine devono essere ristorate di questo danno che stanno subendo. Non ci sono solo le imprese lombardo-venete, ci sono anche le imprese agrigentine che dall'emergenza sanitaria del coronavirus stanno subendo un danno economico che non è irrilevante. Ecco perché con forza dobbiamo accendere un faro su Agrigento e sui danni che la città e che le imprese ricettivo-turistiche stanno subendo dall'aver annullato la Sagra del Mandorlinfiore, che è un evento internazionale che purtroppo per cause che prescindono dalla volontà degli agrigentini è stato annullato. Chiediamo per questo al Presidente Conte che nel decreto che ristori le imprese che sono colpite dal danno economico dall'emergenza sanitaria del coronavirus ci siano anche ricomprese le aziende agrigentine.